Beh, una conferenza non da poco, perché ci arrivano notizie che non sapevamo, insomma, con l'indisponibilità di Kvara che si aggiunge a quella di Politano, di Buongiorno, eccetera, eccetera, e un Conte anche abbastanza sereno rispetto a certe domande. Cominciamo. I rumori. McTominay somigliantino a un Baggio. Ma tutto può essere. Rossella Sgariglia, benvenuta sul canale. Abbiamo sfondato i 24.800 e vi ringrazio. Continuate a iscrivervi con fiducia, perché sarà un gennaio di fuoco col mercato, perché senza dubbio bisognerà fare delle cose, sono obbligatorie, il Napoli le deve fare. Poi voi lasciate il like, così tutto si muove bene, la macchina oleata del calcio Napoli va avanti e avanza. E insomma, Conte comincia con prima di tutto Lombardo che dice ma muovere subito, dobbiamo partire, eccetera eccetera, e va bene. La prima domanda è proprio su Politano, perché era girata già la voce sull'indisponibilità di Politano, che dovrebbe recuperare col Verona, ma Conte aggiunge no, è stata una settimana con più di qualche intoppo, perché anche cara Scelia, carissima Scelia, non è disponibile, e quindi siamo stati bravi con Gilmour, proprio con i nomi molto male Conte, proprio non ci prova nemmeno, con Gilmour quando ha sostituito Lobotka, con Jesus per sostituire Buongiorno, siamo stati bravi con Kvara, con Neres, e aggiunge Conte, tra l'altro Kvara non è guarito, grazie Antonio che me lo aiuti a dire e a ripetere, perché quando uno gioca con la fasciatura non sta al 100%, ma non è, ci dice Conte, una ricaduta su quello, si parla di affaticamento muscolare. È chiaro che quando non stai al 100%, magari sai, no, quando ti fa male una parte il corpo si appoggia più sull'altra, non so tecnicamente che cosa è successo, ma insomma affaticamento muscolare non disponibile, e quindi dobbiamo trovare una soluzione. Subito gli si chiede, perché si è parlato anche prima di sapere dell'indisponibilità di Kvara, i giornali si sono divertiti a dire Kvara è in panchina, gioca Spinazzola al posto di... senza sapere che però c'era il problema, quindi si divertono perché è lo sport preferito di alcuni giornali, poi seguiti a ruota da alcuni tifosi. La chat era insopportabile, guardavo la chat sul YouTube ufficiale del Napoli, insopportabilissima, mamma mia, proprio si vede quando uno è pappagallo e ripete le cose che ha sentito da qualche parte senza aver manco visto la partita o senza guardarla onestamente come la guarda la mia community. Ma andiamo a... Insomma, se Spina può essere una soluzione, e Conte dice sì, quello nasce ala, faceva l'ala offensiva e ripete più volte è bravo nella fase offensiva, è un'ala offensiva, poi ha fatto l'esterno ma sembra un esterno offensivo. Insomma, ti spieghi anche il perché Spinazzola è una seconda scelta, non solo perché non regge tanto fisicamente, ma perché Conte probabilmente ha anche bisogno di una fase difensiva che Oliveira forse ti garantisce di più, e quindi l'idea di Spinazzola può essere una soluzione. Noi dopo andiamo alla lavagnetta e le mettiamo tutte sul campo le soluzioni, perché c'è anche Raspadori che può essere tenuto presente, c'è Ngonghe, e attenzione subito a dire Spinazzola, vediamo. Dopodiché l'altra domanda comincia con è un Napoli in crescita, parole sue, e qua Conte comincia a bollire la risposta mentre arriva, no, perché poi qui ha fatto questo, parole mie, perché cioè, devo stare attento allora a come parlo, perché subito prendete le parole mie eccetera eccetera. Ma è anche l'idea nostra, devo stare attento a come parlare. Ma Conte oramai si sta divertendo perché li ha scamati a uno e non si arrabbia nemmeno più. Questa è una cosa positiva, nel senso che non lo vedo più. Guido, come sai, noi abbiamo il treno, quindi dobbiamo cercare di serrare i rami. Assolutamente, cominciamo subito con la Gazzetta dello Sport a seguire Repubblica. Teso rispondere, oramai risponde a tutti con il sorriso, li prende anche un pochino in giro perché li ha pesati, li ha soppesati, e questi sono. Insomma, che momento è? Bella domanda. Che momento è del Napoli che adesso deve affrontare e fa la lista delle prossime partite? Conte li ferma, dice sì, le prossime partite, ma che se è il momento di fare la Fiorentina, perché con la Fiorentina chiudiamo il girone di andata e le abbiamo incontrate tutte, e lì poi si può stabilire che tipo di percorso devi fare nel girone di ritorno. E poi un'altra domanda abbastanza
mazza inutile se inquadrata in questo momento. Giocare prima può dare della pressione a Atalanta e Inter. Conte se la ride e dice vediamo di pensare a noi, l'abbiamo vista ieri, non penso che possiamo dare la pressione, specialmente all'Inter, che è una squadra che è talmente esperta e talmente abituata a stare là, la pressione che giochi prima o dopo. Calcolano quello che ancora manca senza deprimersi o senza esaltarsi e vanno avanti. Quindi pensiamo a noi, pensiamo a mettere i famosi punti in cascina che poi ti servono e sopperire, pensiamo al lavoro che serve per sopperire a queste assenze. Teme la Fiorentina, cioè, rispetto, non il timore, la solita frase, e poi individua uno dei punti di forza della Fiorentina, sono i picchi di velocità che la Fiorentina ha, quindi si è studiato sotto questo punto di vista. Secondo me anche per questo Conte non è troppo dispiaciuto, cioè capiamoci, quando ti mancano i giocatori offensivi e sei costretto, tra virgolette, a trovare una soluzione d'emergenza, però la soluzione è un po' più conservativa, secondo me Conte non è arrabbiatissimo di questo, perché se non va dice ma a me mi sono mancati i giocatori per essere offensivo. Se va ti sei trovato con una squadra già che può essere un po' più prudente, perché rispetto alla Fiorentina secondo me vuoi essere un po' più prudente, e quindi Conte sta molto sereno sotto questo punto di vista. Poi si coccola sempre il gruppo per i 41 punti, senza parlare dei singoli, parliamo del collettivo e mai dei singoli. Palladino che quando è arrivato alla Juventus lei era sul viale del poi si ferma il giornalista per non dire il viale del tramonto, ma la viale della fine della sua carriera, che poi è uguale. E Conte sì, stavo al viale del tramonto, abbiamo capito. Palladino è uno che ha bruciato le tappe, primavera del Monza, poi il Monza, poi la Fiorentina. E poi come commenta il fatto che lui abbia detto, con Lombardo che parla in mezzo, che siete i candidati allo scudetto, e Conte dice ma giustamente, no? Che cosa deve dire uno che ti sta per affrontare e ti vede che stai là primo in classifica, insomma in concomitanza puoi essere secondo, terzo, dipende dai recuperi, però insomma che deve dire? È chiaro che stai giocando per lo scudetto, se stai ultimo in classifica dice si stanno lottando per non retrocedere. O poi ci aggiunge, ed è molto clever come situazione, da napoletano Palladino che poi si può mai inimicare tutto il popolo napoletano dicendo no, loro non stanno lottando per lo scudetto. È chiaro, no? È chiarissimo. E poi Lombardo che deve intervenire, è Palladino che l'ha detto, non l'ha detto Conte. Se si è capito, non c'era bisogno. Lukaku la migliore prestazione, tra l'altro questa non era una domanda nemmeno cattiva su Lukaku, anzi era per esaltarne il momento, perché è piaciuto a Ciro Troisi il secondo tempo di Lukaku, e quindi si chiede se questi scatti sono aumentati per un momento di forma, per un allenamento specifico, e Conte si diverte, continua a divertirsi, si mannaggia a Lukaku, e se è mai possibile che a ogni conferenza, io non pensavo che veramente ad ogni conferenza stampa già rispondere sempre alla solita domanda su Lukaku. Lukaku è uno, se abbiamo fatto i 41 punti è merito di tutta la rosa. A volte, questa è una frase importante che dice, a volte manca quello, a volte manca quell'altro, a volte qualcuno si assenta, e questa frase non la facciamo passare sotto semaforo o sotto metafora, o insomma non la sottovalutiamo, perché potrebbe essere un richiamino secondo me a Foloruscio, perché ti è mancato, perché il discorso di Giuffri è importante, Giuffrini è mancato nelle ultime, insomma qualche volta, ricordate all'inizio non veniva convocato, poi è stato convocato, nell'ultima non è stato convocato, adesso sappiamo che ovviamente c'è la trattativa proprio con la Fiorentina, quindi si aspetta che si faccia questa partita, ma come il Napoli non lo utilizza, così la Fiorentina non lo compra prima. Insomma, quando dice qualcuno si assenta, è una cosa su cui riflettere. Insomma, lui è contento di quello che si sta facendo, però arriva la domanda successiva, dice si può fare di più, può fare il Napoli di più, e Conte è là che io mi sono dimenticato pure di spostarmi. Conte non fa questa faccia qua, fa quest'altra, fa quella che ho messo in copertina. Non facile perdere tempo, il video vi deve arrivare in fretta, però proprio si mette le mani in faccia, ride un po' istericamente, dice ma essere più di questo, che fa essere da soli in testa, che poi questo significherebbe o che le vinci tutte o che le altre inciampano un po' di più, non dipende nemmeno solamente da te, perché
Ricordiamolo, il Napoli che vince lo scudetto comunque si fa scudo di quelli che sono stati gli inciampi delle avversarie, che piano piano perdevano terreno. Cosa vi aspettavate? Dice Conte giustamente. Che poi, detto tra noi, Antonio, la domanda probabilmente riguarda più le prestazioni che non i punti. È chiaro che nessuno si poteva aspettare più di 41 punti e siamo ben oltre le aspettative e le possibilità. Sono d'accordo quando dici stiamo facendo di più, i ragazzi stanno andando oltre i loro limiti. Forse come prestazioni, come gioco, come possibilità di segnare qualche gol in più, è lì che non ti devi preoccupare. Più di questo a livello di classifica non ti possiamo chiedere. E io dico nemmeno soffrire di meno, perché là ci sta. Se fai un gol in più soffri di meno, è più il fare il gol in più che non il soffrire qualche azione avversaria, stai tranquillo. Però Conte dice noi stiamo tirando al massimo e questo significa che ogni tanto qualche sofferenza così. E poi il percorso, che vi state dimenticando il percorso. E poi il genio arriva e dice ma forse manca Kvara, manca quell'altro, forse qualche tiratore da fuori, McTominay è più un incursore che uno stoccatore, manca uno stoccatore. E Conte insomma qua se la ride, perché anche qua se la ride, perché dice io ho fatto delle valutazioni dall'esterno, ok, poi sono entrato dentro e quando sono entrato adesso conosco ancora meglio quello che serve, quello che manca, quello che si può migliorare, così. Però lui proprio con la risatina isterica dice capite, ma posso mai chiedere, può mai la società comprare tutto quello che serve in una sola sessione così? E mentre lo dice si rende conto e quasi giustifica la società, dice ma poi dovete parlare col presidente, cioè su questo lo so pure io che certe cose mancano, che si può segnare di più, che l'attacco può fare meglio. Parlate col presidente, perché è lui che poi dovrà fare degli ulteriori sforzi se vogliamo sistemare la squadra. Siamo in costruzione, questo significa il percorso, questo significa vi trovo impazienti, vi trovo un pochino, si parla sempre vincere, migliorare, vincere lo scudetto. Non è che tu vai e prendi tutti quelli che ti servono, insomma così ride un sacco. Ci aspettiamo più gol, sì, ma nel frattempo io a questi ragazzi me li bacio ad uno e quindi bene così. Signori, spostiamoci e capiamo la situazione. Allora, Raspadori è sicuramente un'opzione, ma ovviamente partiamo con questa situazione qua, con Anguissa, McTominay qua, Neres, Politano non c'è Kvara. Di conseguenza, una delle cose più logiche secondo me, se sta bene, N'Gong è qua. Mettere N'Gong qua a fare tutto il lavoro di Politano. Sappiamo Conte come la pensa. Ci sono delle sostituzioni molto conservative, per esempio mettere Mazzocchi qua o anche Spinazzola qua che ogni tanto diventa quinto, o Neres invece è la soluzione offensiva quando devi sostituire Politano in offensiva. N'Gong è una via di mezzo nella testa di Conte, perché la può fare, può darti una mano, ma è anche un giocatore farfallino e dobbiamo vedere quanto è farfallino, quanto è stato farfallino negli allenamenti, perché rispetto a un Neres che pure è farfallino, nel senso che è vivace, che ti punta all'uomo, si sta impegnando e Conte ci sta dicendo che sta facendo anche molta più fase difensiva. Quindi nella logica delle cose, Kvara non c'è, gioca Neres, Politano non c'è, gioca N'Gong. Ora ci sono ovviamente altre soluzioni che coinvolgono Mazzocchi in questa zona qua, o anche addirittura in questa zona qua, ma credo di no. Però con Mazzocchi è chiaro che tu lo puoi immaginare alto, però è una situazione che ti trasforma la squadra per caratteristiche in un 3-5 così, e poi porterebbe un Neres vicino a Lukaku. È chiaro che in questa situazione qua, se te la giochi a 5, tu puoi anche pensare che al posto di Neres ci può andare un Raspadori, quindi un Raspadori vicino Lukaku, Raspadori che sta in fiducia perché ha segnato, mettere Lukaku in condizione di avere una seconda punta vicino che potrebbe aiutare, McTominay che può fare incursione, Mazzocchi sta qua, ma ci può andare anche Spinazzola dall'altra parte in questa zona, che potrebbe a quel punto spostare Olivera lì, che potrebbe spostare Juan Jesus in difesa, per la gioia di tanti di voi, con Olivera, Rachmani, Di Lorenzo, Mazzocchi così. È un ritorno diciamo al passato che io non sono convintissimo che Conte voglia fare, specialmente se non ci hai lavorato tutta la settimana, a meno che tu non hai deciso
che la Fiorentina rappresenta un grande pericolo per questi picchi di velocità e già l'avevi preparata con Politano un po' più basso prima dei problemi che hai avuto, allora i giocatori lo sanno e dici: Ngong, vieni qua, hai visto quello che ha fatto Politano? Benissimo, devi fare lo stesso, e quindi non c'è problema. Insomma, mettete le formazioni, il like, mettete le formazioni di Fantacalcio, noi aspettiamo, il nostro Fantacalcio aspetta. Ovviamente sta l'Inter, l'Atalanta, la Juventus, o Milan, troppe, praticamente sono tutte le partite che finiscono di 6 politico, visto che sappiamo quando viene recuperato, tra una settimanella e più, 2 settimane, diciamo 10 giorni più o meno. Noi aspettiamo e poi valutiamo, calcoliamo la giornata. C'è un altro Fantacalcio invece dove non si aspetta, 6 agosto e 6 politico, e quindi succederà l'impossibile, perché ci giochiamo, che fai? Te la giochi su tutti 6 sperando di fare un gol, sperando che nessun altro prenda 5,5, sperando di fare un gollettino di streaming sito di cortomuso, oppure te la giochi con giocatori che sono delle riserve che però magari giocano? Devo fare una via di mezzo, perché come al solito è una via di mezzo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciatelo il like, iscrivetevi con fiducia, che poi domani c'è la live e ci sono tutta una serie di cose interessanti. Vai, non vi preoccupate, vai. Life is life, e tu ti arrendi su